Benvenuti a questo primo convegno sulla sicurezza stradale a Comezzano Cizzago. Stasera tra l'altro è una serata ideale per parlare di sicurezza stradale, visto il tempo che c'è e la gente che sarà in giro sulle strade con le macchine. Io questa sera voglio dare il benvenuto a tutti i nostri ospiti, a tutti i nostri relatori, benvenuto a voi, adesso ve li presento uno a uno e poi di volta in volta saranno presentati meglio. A fianco a me alla destra abbiamo Luciano Tardelli, Marcello Brignoli, istruttore di moto, il presidente del Vittime della Strada Roberto Merdini, Antonio Savoldi, autore del libro che vedete sul tavolino davanti, il 118 di Walter Franca, rappresentato come vedete da Morris Capitanio e tutti gli altri, adesso non ricordo i nomi, comunque sono qua e li rappresento tutti. Il Carabinieri Centano con il vice comandante maresciallo Greco, e ognuno di loro avranno qualcosa da raccontare su quello che è la sicurezza stradale, sui comportamenti che bisogna tenere guidando una vettura, guidando una moto, anche la bicicletta, tocchiamo, e sulle esperienze di chi ha vissuto una vita di lavoro tipo Savoldi qua a mio fianco, che ha vissuto sulla strada, e l'esperienza del presidente Merli che l'ha toccato personalmente. Per cui saranno cose molto interessanti che vedremo sentire. Io non mi dilungo ulteriormente perché la serata è lunga, hanno tanto da dire tutti, quindi lascio subito la parola allo speaker che ci dirà, ci rappresenterà tutti i nostri relatori. Però la prima cosa che voglio fare, prima di dare la parola, è spiegarvi il perché di questo convegno. E ve lo spiego facendovi vedere un